E quando parlo della vita di Abbanoa mi riferisco a Abbanoa per quello che potrebbe essere, quindi con tutti i suoi difetti, ma è comunque l'azienda dei comuni della Sardegna ed è l'azienda che fornisce un servizio pubblico essenziale come quello dell'acqua. E se c'è un grado di attenzione superiore rispetto ad altre aziende è proprio perché fornisce questo tipo di servizio che è particolarmente sentito dalla popolazione per ovvie ragioni, ma che è sentito in modo particolare proprio dai sindaci, perché il servizio idrico è competenza primaria dei sindaci e quindi dei consigli comunali. Si è tenuto ieri, presso la sede della Camera di Commercio, l'atteso incontro tra i sindaci del Nuorese e il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, per delineare il futuro del servizio idrico sardo. Al centro del confronto, l'operazione di restituzione dell'aiuto di Stato concesso nel 2012 attraverso la Regione Sardegna, una manovra indispensabile per evitare che la gestione dell'acqua finisca in una gara internazionale aperta ai privati. La procedura prevede la restituzione di 187 milioni di euro che, calcolando gli interessi maturati, portano il totale a circa 223 milioni. Il piano di ingegneria finanziaria illustrato ai primi cittadini si basa sulla creazione di Azioni A, una categoria di titoli speciali destinati alla regione e finalizzati all'autoestinzione, con l'obiettivo di blindare la gestione in-house entro la scadenza tassativa di luglio 2026. Parallelamente alla questione societaria, i dati del bilancio 2025 mostrano un ente in salute, capace di generare un utile ed esercizio di 3,41 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto all'anno precedente, un risultato solido che poggia su un patrimonio netto di 343,7 milioni di euro e su una capacità di incasso giornaliera di circa 1 milione di euro.